Allora qua c'è da fare una piccola premessa che va al di fuori della storiella, perché noi di solito siamo abituati a farla ai bambini e ai ragazzi, ma qua ci sono parecchi adulti, quindi in questo caso dovrete dire voi se è vero o meno quello che adesso andrò a leggere. Cercate di immedesimarvi un pochino. Allora, parlavamo dei numeri dei pianeti, no? E la storia prosegue dicendo che effettivamente l'asteroide era il B612. E sapete perché proprio B612? Perché i grandi, gli adulti, amano i numeri grandi, amano tutte le cose grandi e li amano moltissimo.